Questa mattina si è svolta per le strade del centro una manifestazione contro il nuovo esame di maturità. L'iniziativa, promossa dai rappresentanti degli istituti patavini e dalla rete degli studenti medi, ha visto una partecipazione di circa 1500 persone. Gli studenti accusano il Ministero di utilizzarli come cavie ed in particolare contestano l'abolizione della tesina, l'abolizione del tema storico dell'articolo di giornale e del saggio breve. Si contesta inoltre l'estrazione degli argomenti dell'esame orale da una busta, l'aggiunta della doppia materia in seconda prova e l'aggiunta di educazione civica all'orale. Motivo di dissidio è anche il modo in cui tutto ciò è stato comunicato a 5 mesi dall'esame senza un reale confronto tra Ministero, docenti e studenti. Sfishamar Channel News, Padova.